alla mia destra la professoressa Patrizia Torricelli, ordinaria di ecologia nel Dipartimento di Scienze Ambientali dell'Università Ca' Foscari di Venezia, che si occupa anche di biologia marina sostanzialmente, quindi ha un doppio legame con l'ambiente veneziano, anche perché è ambiente d'acqua, insomma. Assolutamente. E alla mia sinistra invece il professor Renato Gerdol, ordinario di ecologia vegetale nella Facoltà di Scienze dell'Università di Ferrara, dove è responsabile del laboratorio di ecologia vegetale del Dipartimento di Biologia ed Evoluzione. Ringrazio ambedue e adesso seguiranno le due brevi, diciamo relativamente brevi relazioni, poi si aprirà la serie di domande da parte del pubblico. Allora pregherei il professor Gerdol di cominciare con il suo intervento. Prego. Allora, per il tramite del Presidente ringrazio innanzitutto l'Istituto che ha avuto la fiducia di invitarmi e spero naturalmente di riuscire a ricambiare la fiducia al meglio delle mie capacità. Altrettanto doveroso è ringraziare il Comune che ha avuto l'illuminazione di attivare un'iniziativa così importante e vedo soprattutto, questo mi fa un gran piacere, che c'è una grande quantità di giovani. Spesso qui potrei fare una conferenza forse, i giovani tendono a vedere la scienza come qualcosa di fastidioso, di distaccato, di lontano. Sarebbe troppo facile, autoreferenziale, dire che non è così, cercheremo piuttosto di dimostrarlo insieme con la collega, facendo vedere un qualcosa che tocca tutti. Allora, intanto mi sincero, dato che io guardo voi, non vedo quello che c'è là, però mi pare che si veda, se eventualmente c'è qualcosa che non si vede, manifestate molto fastidio, in modo che io me ne renda conto. E voi vedete il titolo e vedete una parentesi, quella parentesi eterodossa, non è che ci sia nel titolo, ma tanto per dire che io da docente di ecologia vegetale affronterò l'argomento intanto con alcune questioni di tipo introduttivo e poi concentrandomi sulla roba che so, cioè sulla componente vegetale degli ambienti e, salvo un esempio proprio occasionale, questo contributo sarà incentrato sulla componente vegetale di ambienti terrestri. Quindi tanto per capire un po' l'argomento che sto per presentarvi. Allora, vi dico alcune cose che sono veramente di base, veramente basic. Molto probabilmente la gran parte di voi le conoscono, ma ve le faccio vedere semplicemente per un motivo. Per dimostrarvi che si parlava di scienza prima, la scienza è fatta di un linguaggio tecnico e questo linguaggio tecnico, che può apparire difficile, in realtà molto spesso è facile e si basa anche su variabili che, pur essendo quantitative, come sto per farvi vedere, sono delle variabili che hanno un significato molto preciso e danno un'informazione anche molto forte, pur essendo molto semplici. Contemporaneamente esiste anche un'altra caratteristica della scienza, che è la terminologia, spesso e volentieri una terminologia tecnica, per cui una parola ha un significato ben preciso, non può essere utilizzata se non si conosce esattamente il significato di questo termine. E rifacendomi al titolo, io veramente proprio con poche e spero semplici parole, vi dico che cosa sono le parole chiavi, le keywords che trovate nel titolo, cioè clima, perché cambiamento climatico riguarda il clima da una parte e biodiversità dall'altra. Ora, sul clima ci sono delle percezioni che arrivano al cittadino comune che sono estremamente emotive. Arrivano dai media, arrivano dai giornali, arrivano dalla TV, arrivano dalla radio, arrivano da internet, insomma da tutte le fonti che noi viviamo quotidianamente, dove si sentono generalmente con un'enfasi che non è l'enfasi della scienza, è l'enfasi della comunicazione. Il clima oggi è caldo, il clima è stato piovoso. Ecco, questi sono termini assolutamente erronei. E questo non è il clima, è il meteo. Voi direte sono delle fesserie, ma è importante che voi quando sentite un certo tipo di input riusciate, lo dico ai giovani, riusciate in qualche modo a valutare se in che misura questo input è corretto. Non sono cose banali. Allora, il clima che cos'è? Io premetto che io sono un ecologo vegetale e non sono assolutamente né un climatologo né tantomeno un fisico dell'atmosfera, per cui vi dirò delle cose basic, ma non nel campo dove lavoro io. Però la presentazione credo che sia fondamentale proprio per avere comunanza di linguaggio e di terminologia. Allora, il clima, vi dicevo, di dati facili, però dati anche quantificabili. Ora,
Il clima, per definizione, è un qualcosa che si misura e si determina sulla base di due variabili fondamentali. E queste due variabili sono la temperatura dell'aria e la precipitazione. È irrilevante che questa precipitazione arrivi in forma liquida, cioè pioggia, o in forma solida, neve. La prima si misura in gradi centigradi, so che vi dico delle cose banali, ma sono banali fino a un certo punto. L'altra, la precipitazione, si misura in millimetri. Ora, quando si parla di clima, parlare di un singolo dato è assolutamente irrilevante, ed ecco perché nel momento in cui si vogliono dare delle sintesi, ed è quello che io intendo fare, bisogna riferirsi ad un periodo e tipicamente, vi prego di fare attenzione a questo, i dati che adesso io molto velocemente vi faccio vedere, non a caso, sono tipicamente medie che sono riferite al trentennio 1961-1990. Si parla di dati trentennali. E per dare una prima etichetta del clima, noi prendiamo come riferimento la temperatura media dell'aria di quel trentennio e la precipitazione totale media annua di quel trentennio. Allora, tanto per darvi un'idea, non so se voi in qualche modo vi siete posti questi problemi, voi mi riferisco sempre ai giovani, vi siete mai posti questo problema qua? Ma sulla Terra, che temperatura media c'è? Andando a prendere un po' tutto, ecco qua la risposta, 14,1 gradi riferiti al trentennio 61-90. La precipitazione totale annua media è 990 mm. Allora, siamo qua a Venezia, per cui potrei farvi vedere i dati di tante località, non lo farei mai. Vi dico semplicemente che qua a Ferrara abbiamo una temperatura media che è leggermente inferiore a quella media della Terra, 13,4, e abbiamo una precipitazione che è circa il 25% inferiore a 750 mm. Sono dei dati, voi direte che non c'entrano nulla col cambiamento climatico, ma vi ho spiegato il motivo per cui ve li presento per quanto velocemente. Quindi, detto questo sul clima, vediamo i cambiamenti climatici. Ve lo dice uno che insegna queste cose qua, ma non fa ricerca. Io non sono un fisico dell'atmosfera, sia ben chiaro. Allora, i cambiamenti climatici sono legati ad un fenomeno che tutti avete sentito nominare, che si chiama effetto serra. Trovate in inglese greenhouse effect, lo trovate in qualunque lingua, però si chiama così. Allora, l'effetto serra è buono o è cattivo? Ma dipende dai punti di vista. La scienza, devo dire, qualche volta si presta male a delle valutazioni di tipo, diciamo così, apodittico. Nel senso che ragionando in termini della vita, l'effetto serra in sé è positivo. Perché è positivo? Per questo. Sulla Terra arriva, guardate per cortesia, io non voglio stare sempre qua a ravanare col mouse, arriva mediamente una quantità di energia che è pari a 168 watt metro quadro. Sono delle grandezze fisiche che presumo, insomma, ben che la scuola adesso insomma va un po' così, però che abbiate sentito nominare. Bene, però la Terra in realtà irraggia una quantità di energia che è molto superiore a quella che arriva, pari a 390 watt metro quadro. Ciò vuol dire che se non ci fosse l'effetto serra, il regime termico sarebbe impraticabile per la gran parte delle forme di vita, vorrei dire eucariotica, ma non voglio complicarci. Insomma, a parte pochi batteri e qualcosina in più, nada, niente. Per cui è buono il nostro effetto serra. Perché c'è l'effetto serra? Perché c'è in atmosfera una quantità di gas, potrei quasi quasi elencarvela, ma non lo farò mai, però il principale di questi è l'anidride carbonica, CO2. CO2 trattiene, perché interagisce molto fortemente con l'energia termica nell'infrarosso, trattiene e controemette questa energia radiante, rendendo possibile un regime termico che è largamente compatibile con le forme di vita della biodiversità che vediamo dopo. Quindi, diciamo, fondamentalmente qualcosa di buono. Però c'è un problema, che questo meccanismo che vi ho spiegato in realtà è in corso di squilibrio, è in corso di cambiamento ad un ritmo particolarmente elevato. Sul ritmo, per cortesia, abbiate un attimo di pazienza, perché l'emissione di CO2 per effetto sostanzialmente, anche se non proprio esattamente soltanto, di combustibili fossili, fa aumentare in maniera molto rapida la concentrazione di CO2 nell'atmosfera. Allora, guardate, tanto per avere un'idea, nel 1960 c'erano già delle centraline, avevamo mediamente 318 ppm
come concentrazione di CO2 in atmosfera. Adesso, 2010, ne abbiamo quasi 390, 387. Questo processo ha cominciato a diventare percepito dalla comunità scientifica circa nel 1986-87. Quindi ecco perché il periodo 1961-1990 lo possiamo fondamentalmente, almeno nella prospettiva che vi sto presentando, ritenere praticamente del tutto precedente l'effetto serra. Allora, in questo momento, che è indicato lì da quelle frecce blu, quando grosso modo la concentrazione di CO2 valicava la soglia, tra virgolette, psicologica, come si dice adesso negli indici di borsa, dei 350 ppm, si è cominciato ad avvertire strumentalmente, cioè con i dati climatici, dico questa volta perché erano delle sensazioni che si venivano accumulando anche nel giro di poco tempo, l'incremento costante ad un ritmo, come vedremo poi, notevole delle temperature è andato a impattare fortemente e la dipendenza con l'aumento della concentrazione della CO2 è assolutamente fuori discussione. La letteratura scientifica da questo punto di vista ha delle evidenze assolutamente inequivocabili. Buttate un occhio, io non voglio entrare nel merito di questo, vi dico semplicemente che da allora, con un ritmo esponenziale, la letteratura è andata esaminando degli aspetti sempre più complicati, sempre più diciamo interagenti anche in maniera complessa, che riguardano tutte le componenti dei sistemi naturali, antropici e anche le ripercussioni sull'uomo, non esclusa la salute. Indipendentemente da questo, che andrebbe molto al di là di quello che intendiamo presentare qua dentro, quello che è sicuro è che l'entità di questo riscaldamento climatico è variabile da regione a regione. Lì non merita che si entri nel merito del dettaglio perché non vorrei sottrarre troppo tempo, vi dico semplicemente che, tanto per darvi un'idea, guardateli veramente se ne avete voglia la slide, però si ritiene, ed è abbastanza ben accettato, che l'incremento di temperatura più forte molto probabilmente sarà nelle regioni artiche. Sarà meno forte nelle regioni temperate, dove però c'è un altro problema, non banale, a cui io appena accennerò, ma sostanzialmente non intendo esaminarlo, che è quello invece del calo delle precipitazioni, e questo calo di precipitazioni provoca un fenomeno che può essere veramente molto impattante, che certamente tutti avete sentito, che si chiama desertificazione. Praticamente non parlerò di questo. Secondo chiarimento, siamo ancora nell'introduzione, però cerco di rispettare i tempi che ci siamo dati, biodiversità. Allora, sulla biodiversità credo che tra la collega e il sottoscritto potremo fare una conferenza di ore e ore. Questo perché? Perché la letteratura scientifica, anche con delle sfumature, come è normale che sia, di diciamo, difformità di interpretazione, è qualcosa di molto molto complicato. Non ne parlerò mai. Dopo, nel dibattito, è chiaro che le robe che so, a domanda le rispondo volentieri, intendiamoci. Però, biodiversità per noi, nell'ottica dell'ecologo vegetale terrestre, la possiamo sintetizzare in due aspetti. Le specie presenti, quindi ogni specie presa e considerata per se stessa, oppure l'aggregarsi di specie in particolari insiemi che si chiamano comunità vegetali. Tanto per dare un'idea, qui vedete, io farò esempi soprattutto di montagna perché mi occupo fondamentalmente di ambienti di montagna, ma comunque non parlerò solo di quello. Esempio, qui ci sono delle specie, che non vi dico quali siano, individuali. Qui invece voi vedete per esempio questo bosco di abete rosso, vedete questo prato, non vi dico di che tipo, ecco, le prime sono specie, le seconde sono le comunità. Noi, soprattutto nella prima parte, perché credo che per uno scopo di sintesi sia meglio fare così, parleremo principalmente di comunità. Faremo dopo anche, nell'ultima parte, farò diciamo, per la presentazione di mia competenza, anche qualche hint, qualche riferimento anche a come si comportano singole specie. Però cominciamo dalle comunità. Andiamo avanti. Qui praticamente comincia il mio vero contributo. Allora, si diceva, il clima si caratterizza, salvo poi poterlo anche complicare, fondamentalmente con temperatura media annua e precipitazione media annua. Ricominciamo dalla pianura padana. Riporto i dati di Venezia, però da questo punto di vista vi assicuro che il clima di Venezia e quello di Milano sono praticamente identici, tanto per darci un'idea. Ecco. Cioè, le differenze minute qui non contano nulla. Allora, qual è il principio che va un po' oltre le definizioni di fondo che vi ho dato e che
E il mio contributo, allora, è questo, quello che si insegna tipicamente nei corsi universitari di base del triennio, che le specie, ma soprattutto le comunità vegetali, hanno un intimo abbinamento con il clima. Cioè, in un determinato contesto climatico, non è che le comunità vegetali siano messe così lì a caso, ma rispondono a determinati crismi, determinati criteri che io adesso cerco molto semplicemente di farvi vedere. Allora, cominciamo, proprio perché siamo qua, con quello che succede nella pianura padana. Non è rilevante che noi siamo vicini al mare, è un discorso generalizzabile. Allora, qua dentro, in questo regime climatico che abbiamo capito il significato che ha, in realtà cos'è che vediamo? Noi vediamo un paesaggio come questo, per cui sto cercando un po' di mettermi nei panni di voi ragazzi, no? Voi dite, vabbè, insomma qua io giro, magari prendo il treno, non so, prendo la macchina, vado a Padova, vado a Verona, andate dove volete, insomma, no? E cos'è che vediamo? Vediamo sta roba qua, vediamo dei campi coltivati. Ecco, questo, per quanto si potrebbe ragionare a lungo anche su questo, in realtà lo teniamo un attimo da parte, perché questo abbinamento che vi dicevo tra comunità vegetali e clima lo si percepisce in maniera più, diciamo così, immediata e più diretta, andando a considerare le comunità che presentano il massimo grado di naturalità. Mi limito a dire questo, se avete delle domande, nessun problema, vi rispondo, perché insomma è dove lavoro io qua, insomma, per intenderci, no? Gli argomenti che fanno un po' il mio pane quotidiano. Allora, qua, per quanto in realtà ce ne siano poche, perché la pianura padana è un ambiente a forte pressione antropica, in piccoli punti, ma estremamente significativi in base a tanti criteri, noi troviamo dei boschi che, per quanto questo qua sia molto piccolo, però il principio è assolutamente identico, sono dei boschi caratterizzati da specie di alberi latifoglie, caducifoglie. Generalmente qui predomina una specie che si chiama Quercus robur farnia, quindi boschi di farnia. C'è un abbinamento tra questa comunità che chiamiamo bosco di farnia e quelle caratteristiche climatiche. Incameriamo questo concetto. Allora, vediamo però di andare un pochino oltre, perché uno dice sì, ma mica dappertutto c'è questo clima qua, vero? Allora andiamo a vedere invece una zona che non conoscete. Ecco qui il label che avevo dimenticato e andiamo a vedere invece tutt'altra zona, una regione lontana da noi che è il Borneo, non è rilevante quale parte dell'isola, che però ha un clima, guardate quanto diverso da quello di Venezia, della pianura padana. Voi direte, lo so, certo che lo sapete, però guardatelo in termini di dati quantificati. Non più 13,4 ma 27,1 gradi centigradi di media annua, non più 750 mm ma 2800 mm. È un clima caldo, umido. In questo clima caldo, umido, la comunità vegetale, quella che vi dicevo espressione di massima naturalità, è completamente diversa da quella che abbiamo visto un attimo fa virtualmente nella pianura padana, è una foresta equatoriale, lì vi scrivo il nome della specie predominante, fate finta di averla dimenticata perché non è importante il dettaglio, è importante il principio. Quindi questo abbinamento tra comunità vegetali e clima. Generalmente queste comunità vegetali, laddove vengano percepite ad una scala così ampia, ad una scala così sintetica, vengono chiamate con un termine tecnico. Qui ho qualche dubbio che tutti di voi abbiano sentito questo termine, però vorrei che questo termine almeno fosse detto qua dentro. I biomi. Qui diremo per esempio il bioma della foresta equatoriale, bioma delle foreste temperate, bioma della tundra, del deserto e così via dicendo. Questi sono termini facili però che hanno un significato preciso. Allora, la domanda che magari quelli di voi che forse cominciano un pochino, come spero, insomma, ad avere insomma, le lampadine che si accendono, no? Dico, ma qua, vabbè, io vedo, vado qua, se ben capisco quello che dice questo povero diavolo qua, vado qua, vado a Torino e trovo la stessa roba, assolutamente sì, certo, però c'è il modo di vedere questi abbinamenti in maniera un pochino più articolata? Sì. E questo dov'è che lo si può vedere? In montagna. Lasciamo stare che io conosco meglio la montagna, che me ne occupo, questo è irrilevante. Però c'è un motivo ben preciso per cui queste eventuali osservazioni che anche voi potete fare, le facciamo più facilmente in montagna, perché in montagna, ricordatevi il punto di partenza, il clima,
cambia su una scala molto più piccola. In relazione a che cosa? Avete già capito, in relazione all'altitudine. Allora guardate qua siamo nella montagna veneta, siamo in Veneto, per cui è doveroso che vi porti, io ho lavorato in montagna in tutto il mondo, però vi presento questo. Qua siamo nello Zoldano, praticamente andiamo circa da 1150 1200 metri fino, lasciamo stare le rocce, fino a circa 2000 metri, c'è un range di 800 metri di altitudine. E qua il clima è uguale come da qua a Torino? No, e ve lo dimostro. E già guardando qui così, voi vedete, non a caso la foto l'ho fatta in autunno perché ci sono dei colori, voi vedete che qui ci sono degli alberi rossi, qui ci sono degli alberi scuri, qui ci sono questi alberi gialli e qua c'è questa specie qua di tappeto verde scuro, no? Ecco, non è un caso, siamo sempre nelle comunità vegetali. Quali? Arriva. Allora, qui giù la temperatura, lasciamo stare la piovosità che qui ci dice poco, quindi andiamo a vedere il sugo del discorso. Temperatura media, dicevamo 13 gradi circa qui e 9 gradi. Che faccia un po' freddo in montagna, tutti lo sanno, no? Però quantificare è importante. E qui la comunità è una comunità di un bosco con predominio di faggio, quello rosso che si vedeva prima. Andiamo adesso sopra e qui dove c'è questo scuro, attorno ai 1500 metri, grosso modo 7 gradi, temperatura media annua, abbiamo un bosco di abete rosso, un bosco di conifere, tutt'altra storia. Andiamo su, dove c'è quel giallo, circa 1800 metri, abbiamo un altro tipo di bosco di conifere con l'arice predominante. Qua su, magari qualcuno che ha girato da queste parti, comunque ha girato in montagna, già lo intuisce, magari sento la vocina, ma uno si reprime. Mugo, questa è la mughetta. C'è un limite biologico veramente importante e anche facile da osservare, che sta lì a cavallo tra i boschi di larice e questi arbusti di mugo, che si chiama limite del bosco, che è questo qua. Tutto questo si spiega, e vi assicuro che c'è una letteratura da 100 anni a questa parte che dice abbinamento delle comunità vegetali con il clima è assolutamente dimostrato e obbedisce a queste regole. Allora, cambiamenti, quindi ho parlato del clima, vi ho parlato di questo principio fondamentale dell'ecologia vegetale, un abbinamento stretto tra comunità vegetali e clima. Adesso andiamo invece ai cambiamenti climatici. Allora, il clima cambia solo adesso? La risposta è no. Qui vi parlo da botanico, vi parlo da ecologo vegetale e vi parlo, scusate, io sono stato presidente del corso di laurea di scienze naturali, vi parlo da naturalista. Per cui qua vado a orecchiare questioni che però, a parte che mi piacciono tanto, voi direte che non è rilevante, ma che devono andare in qualche modo anche a graffiare nel passato. Allora, nel passato il clima è cambiato tanto, a ritmi variabili. Allora, guardate qua, qui siamo, io sono lavorato 2 anni qua dentro, nell'Artico europeo, circa 79 gradi nord, quindi siamo proprio ben oltre il circolo polare artico. Le isole Svalbard, se qualcuno preferisce la dizione tedesca, Spitsbergen, dove la temperatura media annuale, vi ricordate i 13,9 di prima, è meno 6 gradi, clima freddo, dove il 95% della superficie, guardate là, è coperta da ghiacci. Bene. Ricostruzioni fondamentalmente di tipo paleobotanico e geologico ci dicono che circa 60 milioni di anni fa, quindi qui vedete che la percezione, la prospettiva temporale è veramente lunga, guardate che razza di clima c'era. Voi direte, va bene, sto qua lo ha visto, beh, insomma, ben capelli bianchi, però insomma, 60 milioni sono un po' tanti. Qui, ripeto, c'è tutta una serie di evidenze, che sono delle evidenze stratigrafiche, che ci dicono in quel periodo, cioè circa 60 milioni di anni fa, cioè l'inizio dell'era terziaria, a cavallo tra il Mesozoico e il Cenozoico, spero che abbiate sentito un po' questi termini, avevamo un clima corrispondente ad una situazione tropico-equatoriale attuale, al polo. Quindi, cambiamenti climatici. Torniamo vicini a noi, perché uno direte, va bene, alle Svalbard magari ci vado a fare un giro, però insomma non è che capiti a tutti. Pianura padana, no? La domanda è, la pianura padana abbiamo visto ha un clima di cui abbiamo parlato. Non a caso, ripeto la slide, 13 gradi centigradi e in assenza di impatto antropico sti boschi di querce. Ad una scala molto più ristretta temporalmente della precedente, quindi non 60 milioni di anni fa, ma 30.000 anni fa, quando eravamo nell'acme, si dice, nel massimo dell'ultimo periodo glaciale, qui c'erano
circa 5 gradi di temperatura media, cioè circa 8 gradi meno dell'attuale. Questa è una ricostruzione, vedete i mammut, per dire che c'era anche una fauna diversa, e avevamo un ambiente sostanzialmente di rade foreste, di pino e di betulla. Abbiamo qui evidenze paleobotaniche chiarissime. Qui la ricostruzione qua l'ha fatta un pittore, però vi assicuro che c'è tutta una serie di testimonianze che sono inequivoche. Quindi cambiamenti climatici ci sono stati, per cui vi direte, perché ci preoccupiamo? Ci preoccupiamo, a parte perché noi viviamo adesso, ma ci preoccupiamo soprattutto per la velocità. Perché? Guardate, questo, non voglio entrare nel merito, è un diagramma che è stato fatto da un pannello intergovernativo, IPCC, se avete sentito questo termine, che ha fatto delle proiezioni anche andando a utilizzare dei dati storici, e voi vedete che per lungo tempo, con le ricostruzioni si può arrivare a circa 1000 anni fa, il clima probabilmente oscillava un pochino, questo 0 è quella media famosa degli anni 1961-90. Guardate qua, a partire da quel fatidico 85, l'entità del cambiamento. Quindi è questo che, tra virgolette, preoccupa, quello che colpisce. Mi piace di più questo perché non vorrei dare espressioni emotive, non è il compito dello scienziato, è quello di proprio condivido anche nella sfumatura le parole del Presidente, chiarire. Chiarire non vuol dire né dare giudizi né niente, far vedere quello che scientificamente si può dire, punto e basta, insomma. Allora, nel futuro, quindi i cambiamenti climatici abbiamo capito che c'erano stati in passato, ci sono adesso, quello che cambia è un ritmo drammaticamente veloce. Allora, per il futuro, cos'è? E qui sto concludendo, scusa Patrizia, ti porto via un po' di tempo, cerco veramente di andare veloce. Cos'è che possiamo immaginarci? Brutta parola, non è che ci immaginiamo, che la letteratura, quindi non è che io mi inventi queste robe qua, alcune sono ricerche che facciamo noi a Ferrara, nel mio laboratorio, però non è che uno possa fare tutto. Sono dei dati che, insomma, ragionevolmente ho creduto di portare alla nostra attenzione, perché mi ci metto in mezzo anch'io, cercando di vedere che distillato si può dare a chi è interessato a percepire questo tipo di informazione. Allora, vi ricordate il punto di partenza? I biomi, non a caso qui ho voluto proprio mettere il termine tecnico, sono abbinati alla temperatura, per cui ragioniamo un attimo, no? Se la temperatura cambia, cioè nel senso la temperatura cresce, a un certo momento questi biomi si spostano. Dov'è che si spostano? Dall'equatore verso i poli. Qui c'è una letteratura enorme, non sempre concordante. Qui dentro non voglio portarvi via del tempo, dato che vi lascio la slide, la potete guardare con più calma. Io semplicemente qua mi do il compito di farvi vedere i punti che ritengo fondamentali, ed è fondamentale, direi, questo, cioè per quanto i dettagli siano largamente incerti e addirittura ci sia controversia di interpretazione, questo processo probabilmente c'è, ma con una variazione dell'ordine di 3 ordini di grandezza, cioè di oltre 1000 volte, da bioma a bioma. Quello che è molto probabile è che, proprio per quello che dicevo prima, che il riscaldamento climatico è notoriamente più veloce nei territori artici o comunque vicini al circolo polare artico, probabilmente questi cambiamenti saranno più veloci alle alte latitudini. Non dico altro. Un processo che c'è, ma quantificarlo come ritmo è molto difficile, se non tenendo conto che, guardate quei numeri ancora una volta, la velocità di cambiamento certamente è molto variabile. Qui c'è un esempio, ma non mi soffermo per non portar via del tempo, e andiamo a guardare il secondo punto. Quindi il primo punto, cerco un po' adesso di stringere il discorso, è che il cambiamento climatico futuro verosimilmente porterà ad uno spostamento latitudinale di questi biomi, però con ritmi e con percorsi A non prevedibili, B variabili di caso in caso. Primo. Secondo, non a caso prima vi ho fatto vedere un po' quella linea gialla, il limite del bosco. Il limite del bosco, guardate, c'è una letteratura enorme, voi non potete neanche immaginare di quante pubblicazioni scientifiche ci siano su questo apparentemente banale argomento. Idem, stesso discorso. Se a un certo momento fa più caldo, il bosco si alza. Allora, leggevo stamattina, scusate, ve lo dico apposta, aspettate i giovani, no? Perché così mi piace che orecchiate questo, una review. Sapete cos'è una review? È una pubblicazione scientifica che fa un po' lo stato dell'arte.
Allora ci sono dei colleghi che hanno fatto una review e hanno messo insieme il risultato di 146 studi e hanno visto che nella gran parte dei casi effettivamente il limite del bosco si alza, però con ritmi, con variazioni che sono assai variabili da area a area. C'è un'altra roba che mi piace farvi vedere che è questa. Qui siamo nelle Dolomiti, quindi ancora una volta un paesaggio vicino a noi, in cui effettivamente qui ci abbiamo lavorato, dopo se volete vi posso anche rispondere a domande, si nota che il limite del bosco si sta alzando. Però diamo un'occhiata insieme, dato che io lavoro sul campo e mi piace guardare proprio anche con occhi miei e spero anche con occhi vostri quello che si vede. Qui siamo circa sui 2000 metri, voi vedete che questi sono alberi giovani, si vede. E effettivamente noi abbiamo anche determinato l'età di questi alberi, sono alberi che hanno 20-25 anni, quindi qui c'è un innalzamento. Però guardate qua, qui non ci sono alberi. Perché? Perché qui l'uomo lavora, ha delle attività ancora significative, sfalcia l'erba e quindi cos'è che intendo dire? Intendo dire che anche l'attività umana può interagire in maniera molto forte con quei processi che vi sto spiegando. Lo spunto, anche qui a domanda posso rispondere. Altro punto importante, non entro nel merito proprio per non sottrarre tempo, vi lascio la slide, generalizzato, questo sì che è generalizzato, un anticipo delle fioriture. È una branca dell'ecologia vegetale che io non seguo tanto, ve lo dico subito, che si chiama fenologia, cioè lo studio non soltanto delle fioriture ma delle manifestazioni dei viventi. I fiori sono quelli che si vedono di più, ma non sono l'unica roba. Mediamente, lì sono rappresentati la betulla e l'ipocastano, ma è un discorso che può essere fatto per tantissime piante. Mediamente, dopo il famigerato 1987-88, le piante fioriscono, non tutti gli anni, ma mediamente circa 10 giorni prima. Questo ha tutta una serie di ricadute che non vi dico, però che sono rilevanti e queste sì che sono generalizzabili, non è come i casi precedenti. Anticipo delle fioriture generalizzato. Invasione di specie esotiche. Allora, anche qua vado velocissimamente, vi dico semplicemente che in Italia e in tutti gli altri paesi ci sono piante che non sono originarie, naturalmente, di quel territorio. Ve ne faccio vedere una che probabilmente conoscete e una che non conoscete. La prima è la cosiddetta acacia, in realtà si chiama Robinia pseudacacia, che è un albero che è stato introdotto nel 1619 dal Nord America, adesso è diffusissimo. Questa è una specie che viene chiamata esotica. C'entra col riscaldamento climatico? No, nel 1619 non esiste. Quindi specie esotiche ci sono comunque. Questo invece non lo conoscete, però qualche volta viaggiando lungo le strade ce n'è una quantità, se vedete una grande quantità di fiori gialli in questo periodo è questa specie qua, una composita che si chiama Synetia inequidens. Solo per dirvi che ce ne sono. Allora la domanda è, cosa c'entra il riscaldamento climatico con le specie esotiche? C'entra, ma c'è una maggiore evidenza che l'effetto diretto del riscaldamento climatico, cioè il riscaldamento in sé e per sé, sia più portato a favorire l'ingresso di specie esotiche acquatiche che non terrestri. C'è una letteratura su questo, non vi dico perché, se avete curiosità rispondo. Questo è un esempio, guardate, qui siamo in provincia di Ferrara, dove nel 2001, eravamo già nel riscaldamento climatico, una specie acquatica, vedete che è un canale, no? Quello là, tropicale, che si chiama così, si è diffusa, probabilmente qualcuno l'aveva negli acquari, l'ha presa, l'ha buttata lì, c'è stato un boom, dei problemi enormi che non vi sto a dire, ci hanno chiamati quelli del consorzio bonifica, perché? Perché intasava tutto, quindi perché vi racconto questo? Perché qualche volta queste robe che sembrano un pochino i giochini degli scienziati in realtà possono avere delle ripercussioni molto importanti. Un esempio invece più, diciamo così, vicino a quello che studio io, cioè gli ambienti terrestri, è una palma. Si vede, no, che è una palma questa qua. Una palma che si chiama così, lasciate stare il nome, e che una volta veniva coltivata in giardini, parchi e giardini. Ha cominciato a diffondersi di per sé, soprattutto in Lombardia, Trentino occidentale, qualcosina anche nell'Appennino, e ci sono dei boschi che cominciano ad avere un po' questo aspetto, scusatemi il termine, tropicaleggiante con la presenza di queste palme. Quindi alcune specie esotiche sono certamente favorite dal riscaldamento climatico. Infine, l'altra domanda che uno si può porre è che magari
può essere anche un po', diciamo così, favorita emotivamente dai battage dei media, ma è possibile che specie si estinguano per effetto del riscaldamento climatico? Allora, se voi sentite dei messaggi, questi qua sì che sono allarmistici, io ho letto da qualche parte 600.000 specie, eccetera, no, qui dico no. Però ci sono due gruppi di specie che possono essere anche molto interessanti sotto tanti aspetti, che invece probabilmente possono veramente essere a rischio, e sono fondamentalmente piante, vi dico proprio in due parole cosa significa: endemiche, vuol dire che vivono solo in piccoli territori di montagna, e specie sempre endemiche che vivono in piccole isole. Perché? Perché se il clima cambia e loro a un certo momento non riescono ad adattarsi, non sanno dove andare. Vi faccio vedere due esempi e dopodiché chiudo, cominciando, scusate ma io batto sempre lì, parlo degli argomenti che conosco meglio, una specie endemica di un piccolo territorio di montagna. Qui non ho potuto portarvi un esempio calzante per il Veneto, questo qui è Lombardia. La tomba non c'entra assolutamente con sepolture, semplicemente è una montagna che è questa qua, in provincia di Brescia. Questa specie qua, scoperta nel 1851, che vedete qua, si chiama Sassifaga tombeanensis e vive solo qua. Solo qua. Perse quelle popolazioni, specie non c'è più, è una perdita biologica. Allora, se vi assicuro che ci sono dei modelli che vanno proprio in questo senso, se le specie a un certo momento non riescono a adattarsi con un ritmo popolazionistico ragionevole a questi cambiamenti, a un certo momento tendono a salire di altitudine. Un po' il principio di prima, sono il bosco che si alza. Però se una montagna è bassa, a un certo momento dove vanno? E quindi qui effettivamente i modelli prevedono una serie di estinzioni. Idem per quanto riguarda le isole. Questa specie qua, che si chiama Limonium tenuiculum, ma non ha nessuna importanza, vive solo e soltanto nell'isola di Marettimo, che vedete là. Idem. Se a un certo momento gli ambienti vengono compromessi, dov'è che va? Tenendo presente che ha anche dei problemi notevoli a disseminare, ma non voglio assolutamente appesantire il discorso, idem, questa volta non per quanto riguarda la possibilità di risalita, ma la possibilità di espansione. Io mi scuso se ho sforato un pochino i tempi, spero che questo discorso sia utile anche per la collega e vi ringrazio per l'attenzione. Grazie, molto grazie. Allora, come di consueto, grazie. Allora, come di consueto, adesso ci sarà l'altro intervento, poi apriremo la discussione generale, quindi approfittate un po' adesso per prendere i vostri appunti, in modo tale che poi fate le domande e dopo aver sentito anche la professoressa Torricelli, a cui do la parola. Prego. Sì, certamente ringrazio il collega che davvero ha consentito un'anticipazione di concetti importanti che ovviamente io non ripeterò. Come probabilmente sapete, io in realtà cercherò di darvi una visione di quello che è definito l'impatto dei cambiamenti climatici su quella che è la componente animale della diversità biologica. Ed essendo anch'io una docente di ecologia, un'ecologa con però una particolare vicinanza e interessi con l'ambiente marino, molti degli esempi che ho scelto vengono da quell'ambiente. Quello che possiamo dire sicuramente è che oggi uno degli impatti e delle minacce più importanti sulla biodiversità in generale è certamente rappresentata dai cambiamenti climatici. Certamente sappiamo anche che quello che è l'impatto dei cambiamenti climatici è diventato evidente sulle componenti naturali non più tardi di 2 o 3 decine di anni, sono circa 30 anni che abbiamo, come d'altra parte ha fatto vedere bene il collega, abbiamo cominciato a porci precise domande e soprattutto cominciare a raccogliere dei dati. Quando parlo di minaccia della biodiversità deve essere anche molto chiaro che la minaccia è a tutti i livelli, la biodiversità è stata spiegata già molto bene e quando parlo di minaccia a tutti i livelli intendo che sono minacciati il livello più basso di complessità, l'individuo,
sono minacciate le specie, sono minacciate le popolazioni delle diverse specie, sono minacciate le comunità, cioè l'insieme di molte specie che mi caratterizzano, quindi la comunità, e fino al livello più alto di complessità, cioè è minacciato l'intero ecosistema. Il problema per studiare questa relazione fra impatti del clima e biodiversità è un problema sicuramente complesso, questo l'abbiamo capito, ma soprattutto di che cosa manchiamo? Manchiamo di quella utilissima tipologia di dati che si chiama serie storiche, cioè manchiamo di una base di dati su un sufficiente arco temporale che ci consenta con una buona affidabilità di dire che qualcosa di diverso sta capitando. Quindi quello che io vi dico oggi è che certamente anche per quanto riguarda gli impatti dei cambiamenti climatici sulla biodiversità ci muoviamo nei margini di una grande incertezza. La stessa incertezza, tuttavia, che accompagna quelli che sono gli scenari previsionali e quindi ad esempio proprio in questa diapositiva riassume credo abbastanza bene quello che vi sto dicendo. In rosso quello che potete vedere sono le anomalie termiche registrate nell'ultimo secolo, negli ultimi 100 anni, con le due curve grigie sono rappresentati due possibili scenari prodotti dall'IPCC, come ha già spiegato il collega, come intendo due scenari di diverse ipotesi di riscaldamento globale, una ovviamente più moderata, l'altra più preoccupante. E su questo tipo di scenario quello che si può fare è quello che vedete scritto via via nello sfumarsi dei colori dal giallo all'arancione. È ovvio che all'interno di quello che è già stato registrato come anomalia termica, molte componenti naturali, molte componenti della biodiversità, sia che siano specie, comunità o interi ecosistemi, sono stati impattati. Ovviamente i primi sono ecosistemi delle alte latitudini, la parte polare chiaramente. Sappiamo già un fenomeno preciso, barriere coralline, lo sbiancamento dei coralli è un altro dato assodato, o altri organismi, per esempio qui ho messo gli anfibi, certamente tra le specie più vulnerabili ai cambiamenti climatici, e via via saliamo verso quelli che sono gli incrementi possibili che questi scenari ci propongono. È ovvio che via via abbiamo un coinvolgimento sempre maggiore di specie e di gruppi e di ecosistemi interi che vengono coinvolti in un impatto, fino ad arrivare a previsioni che con 4,5 gradi di incremento per i prossimi 100 anni sono previste estinzioni sicuramente importanti di buona parte della biodiversità naturale per molte regioni. Ecco, quindi vi dicevo, questo è un tipo di approccio che oggi sicuramente va considerato, ma che è chiaro che è uno scenario e come tutti gli scenari, ripeto, siamo nell'ambito di grande incertezza. Lo stesso, e qui faccio un'incursione nel mondo del collega, tra l'altro l'ultimo grafico, uno degli ultimi che hai prodotto, abbiamo rischiato di averlo tutti e due, sarebbe stato davvero carino. Alla fine ho scelto questo, ricordandovi bene quello che ha detto il collega sui biomi, quindi foreste pluviali piuttosto che foreste boreali o foreste di conifere, quindi i grandi ecosistemi del nostro pianeta. Se voi qui guardate lo scenario A, e non c'entra questo, abbiate pazienza, sapevo che facevo qualcosa di sbagliato, ecco qua, lo scenario A e lo scenario B si riferiscono a due possibili scenari di immissione di gas serra nell'atmosfera e uno più moderato come sempre, quello A, l'altro più severo, quello B, nei prossimi 100 anni. Le due mappe ci dicono come potrebbe cambiare la distribuzione dei biomi sul pianeta in relazione ai due scenari. Di nuovo vi prego di ricordare scenari, buone ipotesi con un grande margine di incertezza. Però questo è il mondo in cui oggi la scienza sta muovendosi, principalmente usando modelli, creando scenari
e ovviamente ipotizzando quelle che potrebbero essere le evoluzioni del mondo naturale. Però la letteratura scientifica, per quanto riguarda la diversità biologica e la componente animale in particolare, negli ultimi decenni si è davvero arricchita di moltissimi lavori che in realtà ci dicono qualcosa di preciso, cioè ci dicono che c'è qualcosa che sta cambiando in molte specie, in molti gruppi, e questi cambiamenti vengono davvero correlati seriamente e con ovviamente tutto il valore del metodo scientifico con i cambiamenti climatici e col riscaldamento globale in atto. È difficile però darvi una idea generale, qualcosa però si è cercato di fare. Un banale grafico di questo tipo, un banalissimo istogramma, che vi dice però una cosa, non badate a idrologia, è dentro perché uno dei comparti considerati dai signori che hanno elaborato questo grafico. Concentriamoci sulla componente biologica. Vedete che in questo grafico abbiamo delle colonne rosse. Le colonne rosse ci dicono semplicemente le alterazioni registrate nei gruppi che vedete scritti, e il rosso sono quelle che sono coerenti con il riscaldamento in atto. Quelle verdi vanno nella direzione opposta. E quindi vediamo che sicuramente abbiamo molta parte rossa in quel grafico, e non preoccupatevi se vedete una colonna molto elevata che riguarda gli uccelli, semplicemente perché gli uccelli sono tra i gruppi più studiati, quindi abbiamo molti dati e quindi certamente abbiamo molte conferme dal mondo dell'avifauna che abbiamo cambiamenti profondi nella direzione dei cambiamenti climatici. Ci dicono sì, le cose vanno in un certo modo e questo che noi osserviamo è legato sicuramente a un cambiamento, a un innalzamento termico. Ma possiamo dire anche qualcosa in più. E qui riprendo un concetto che ha detto già prima il collega. Che cosa andiamo a osservare sugli animali, e come anche sui vegetali? Quelli che sono i caratteri, ha usato lui il termine prima, fenologici. Che cos'è la fenologia? La fenologia effettivamente è un insieme di parametri che riguardano da vicino il ciclo vitale degli organismi. Quando dico ciclo vitale intendo per esempio il ciclo riproduttivo, intendo i tempi di migrazione, intendo anche tutta la parte metabolica, fisiologica che in qualche modo soggiace ad espressioni biologiche che fanno parte appunto del ciclo vitale. Allora, se gli studiosi come fanno e come facciamo, andiamo a vedere alcuni caratteri fenologici, quindi alcuni di questi parametri, in questa tabella tratta da una in genere quando è possibile ho sempre la citazione sotto, ve lo faccio notare, in modo che se vi interessa potete andare direttamente a trovare l'origine di questi dati. Una delle riviste più prestigiose, Nature, nel 2003 propone questa tabella e dà veramente dei dati interessanti. Cioè, che cosa dice questa tabella? Dice che andando a guardare un vasto gruppo di organismi, dai rettili agli uccelli, mammiferi, vegetali, plancton, invertebrati, quindi considerando davvero un grande pacchetto, e andando a considerare dati fenologici, quindi ripeto legati al ciclo vitale, abbiamo un 87% dei risultati e dei parametri considerati che sono coerenti e vanno nella direzione di un riscaldamento globale, cioè sono legati strettamente a un innalzamento termico. Il 13%, lo vedete qui, e invece è contrario a questa ipotesi. Come vedete il confronto apporta anche dei parametri statistici di significatività che, come sapete, sono assolutamente importanti per sostenere in maniera significativamente, statisticamente significativa un'ipotesi. E lo stesso se andiamo a vedere quelli che possono essere cambiamenti di confine, cambiamenti di distribuzione, cambiamenti proprio nell'areale delle specie, lo stesso. Sempre siamo intorno all'80% di risposta coerente e intorno al 20% di risposta contro l'ipotesi. Quindi la letteratura che scende nello specifico delle risposte biologiche degli organismi ci sta dando effettivamente conforto che ovviamente il mondo naturale
risponde coerentemente con l'ipotesi che siamo dentro a un'era che sta vivendo un innalzamento termico ormai assodato e deciso. E voi mi direte, come spesso sento dire, e come spesso mi fa anche un po' arrabbiare, lo confesso, se consideriamo i dati fenologici, cioè per esempio se una specie anticipa di qualche settimana il ciclo riproduttivo, qualcuno può dire, beh, chi se ne importa, tanto si riproduce lo stesso, oppure se cadono le foglie dell'albero più tardi o se la fioritura è precoce. Potremmo dire, beh, insomma, forse non è così importante. Qualcuno mi dice, ma nell'economia generale della natura, che è espressione che spesso viene usata, che problema c'è? Ecco, io voglio farvi capire invece come proprio i cambiamenti fenologici non sono soltanto un sintomo, ma sono anche un sintomo di un processo grave che può avere una ricaduta sull'intero ecosistema. E questa diapositiva me lo dice molto bene. Che cosa mi dice? Mi dice ad esempio che il cambiamento di un ciclo di fioritura o di fogliazione o defoliazione di una pianta o il comparire anticipato di una farfalla o lo shift nella migrazione di una farfalla, che da soli sembrano fenomeni minimi, è chiaro che se noi mettiamo insieme questi due elementi, la fogliazione e lo stato della vegetazione e la componente animale hanno ovviamente una necessità di sincronia. Il fatto che ci siano degli shift nei cicli vitali sicuramente mi altera quello che è proprio l'architettura, l'impalcatura di quella che conosciamo essere la rete trofica, cioè i rapporti di preda, predatore, i rapporti all'interno di un sistema che è l'impalcatura vera dell'ecosistema stesso. E quindi sicuramente anche un dato di questo genere alla fine avrà una ricaduta sulla complessità finale, cioè sull'ecosistema. La sincronia e lo shift di singoli parametri, vuoi la riproduzione, vuoi la migrazione, vuoi la defoliazione, nell'insieme mi vanno a scardinare una stabilità. Mi vanno a scardinare la stabilità di una comunità e alla fine mi vanno a scardinare la stabilità di un ecosistema. Questo penso che e spero vi sia chiaro in qualche modo. Voglio portarvi qualche esempio. Nel 2010 è stato fatto un report importante sullo stato, per esempio, dei cambiamenti climatici e le comunità ornitiche, gli uccelli. Avete visto che sono molto studiati prima. Passo velocemente. Quello che posso dirvi, sappiamo esattamente che le specie, perché non tutte, che in qualche modo non si sono adattate ai cambiamenti climatici in atto e che quindi mostrano un anticipo e quindi uno shift dei periodi migratori, ad esempio. Buona parte di queste specie, sia migratori transahariani che migratori intrapaleartici, hanno popolazioni in forte declino. È ovvio perché si creano, oltre che delle alterazioni, come dicevo prima, proprio all'interno delle specie, anche degli sfasamenti fra arrivare tardi e utilizzare le risorse. Arrivare in un certo momento, compiendo un lungo viaggio, c'è la necessità di arrivare nel momento giusto per utilizzare le risorse di quel momento, per utilizzare le risorse per spesso ovviamente riprodursi. Questo lo conosciamo tutti, è una delle specie ormai bandiera dei cambiamenti climatici, l'orso polare. L'ho portato perché è la specie bandiera, ma pochi sanno poi che cosa c'è dietro veramente alle popolazioni di orso polare. Questi sono dati del WWF, non sono aggiornatissimi, non ho trovato, forse non ho avuto abbastanza tempo, ma questa è la carta che vi porto, che però è interessante. Vi prego di guardare la parte rossa. La parte rossa sono le zone di acclarato e dimostrato declino delle popolazioni dell'orso polare, ma non soltanto. Voglio portarvi dati precisi. Abbiamo una stima all'intorno dei 20-25 mila individui oggi.
Sappiamo però perfettamente alcuni dati a ovest della baia di Hudson in Canada, proprio la rottura dei ghiacci che avviene sempre più in un periodo precoce e anticipato rispetto almeno a quello che avveniva a metà del secolo scorso, intorno agli anni 60-70. Oggi sappiamo che in quella zona, da 1200 individui del 1987, gli individui sono stati portati a 950 nel 2004. Abbiamo un altro dato importante da segnalare: la IUCN, che è l'istituzione più importante che si occupa di conservazione della natura, ha spostato l'orso polare da quella che era la cosiddetta lista rossa, dove si mettono tutte le specie che in qualche modo sono sottoposte a un certo livello di rischio. L'ha spostata dalla lista rossa e l'ha messa dentro alla lista delle specie invece vulnerabili e quindi soggette già a un acclarato impatto, con un rischio sicuramente vicino a mettere in crisi la popolazione. Sicuramente, proprio per le previsioni, scusate, l'ho anche scritto, quindi lo vedete anche voi, per la previsione di un declino della popolazione di oltre il 30% nei prossimi 35-50 anni. Gli studiosi del WWF e comunque i ricercatori in generale oggi sostengono che l'orso polare, se arriveremo ad un incremento di 2,3 gradi centigradi a livello del pianeta, sarà una specie sicuramente, decisamente a rischio di estinzione. Vi porto anche un caso, salto quella precedente, ma noi guardiamo la biodiversità e vi faccio vedere, credo, splendidi esemplari dell'ornitofauna o l'orso polare. Beh, la biodiversità interessa anche quelle che sono forme forse non propriamente gradite all'uomo, e quindi voglio farvi notare che anche forme di vita come i parassiti o i vettori di parassiti che ci interessano da vicino sono ovviamente interessati e dimostrano, guarda caso, dei cambiamenti soprattutto nella distribuzione, nell'areale. Qui avete proprio, vedete molto chiaramente un grafico tratto di nuovo dall'IPCC che ci fa vedere in giallo la distribuzione della presenza di plasmodio della malaria, il vettore della malaria, e in giallo, in rosso vedete quelle che sono le previsioni di espansione seguendo i cambiamenti climatici ipotizzati per eventualmente la malaria. E perché questo? E torno indietro a quella prima perché mi è utile. Vi faccio vedere che quando parliamo di distribuzione di alcune specie, qui vi faccio vedere non è la malaria, questo è il vettore della febbre gialla. Se noi andiamo, se stesse fermo, se noi andiamo a vedere la distribuzione del vettore della febbre gialla, questa che vedete è un titolo, si chiama Aedes aegypti, la distribuzione è fortemente condizionata da non andare al di sotto dei 10 gradi. Quindi è dentro a quella porzione di pianeta che è contenuta all'interno di inverni che non siano sotto i 10 gradi e quindi ha un areale ben preciso. È ovvio che succede che ovviamente con gli scenari di incremento termico che abbiamo possiamo sicuramente immaginare che forme anche per noi pericolose, come in questo caso la malaria, possono spostarsi in areali a oggi non occupati. Ho detto che sono principalmente e mi occupo di ecologia marina. Non potevo non portarvi quelle che sono conoscenze e esperienze a me vicine. E non potevo non portarvi l'esempio del nostro mondo, cioè del Mediterraneo. Perché poi è particolarmente interessante? Sapete che il mare Mediterraneo è uno dei cosiddetti punti caldi di biodiversità. Abbiamo una biodiversità elevatissima e certamente la situazione oggi delle forme che occupano il mare Mediterraneo è frutto, come tutti voi sapete, di che cosa? Di due possibili immissioni. La prima, forme che provengono dall'Oceano Atlantico attraverso Gibilterra, l'altra, forme più recenti che arrivano dall'apertura del canale di Suez
il canale di Suez ha messo in comunicazione due masse d'acqua che erano state divise fino a poco tempo prima, Mar Rosso e Mar Mediterraneo. L'apertura creata e, come sapete, ha avuto diciamo un ingegnere francese che si è occupato principalmente di questo progetto, che era l'ingegnere Lesseps. Proprio quelle specie che sono arrivate e si sono affacciate al Mediterraneo attraverso lo stretto di Suez sono dette specie lessepsiane. Allora, quindi noi parliamo di una situazione che da sempre è nota. Vi chiedo scusa, alcune diapositive sono in inglese, ma credo che proprio con queste nuove generazioni non abbiamo alcun problema, di questo sono fortemente convinta, quindi non mi sono premunita di cambiare le scritte. Dicevo, il Mediterraneo è stato un incontro attraverso due vie principali di specie che lo hanno colonizzato, nella storia che ovviamente non vi posso fare. Sicuramente se voi leggete un testo e che vi dica quali sono le specie presenti nel Mar Mediterraneo, leggereste questo. Il 62% sono specie atlantiche, il 29% sono specie endemiche, quindi principalmente adattate al Mar Mediterraneo, il 5% sono specie indo-pacifiche, una piccola parte di specie cosmopolite. Se andiamo a vedere che cosa succede nel Mediterraneo oggi e che cosa è in atto, almeno per quello che sappiamo, dagli anni 70. Sicuramente due fenomeni che ha già accennato per la stessa ragione anche sulla componente vegetale il collega. Noi vediamo uno spostamento assolutamente codificato e noto di specie dalla parte più sud del Mediterraneo verso la parte più nord, cioè soprattutto quelle specie che hanno un'affinità con le temperature più calde tendono a spostarsi verso nord, perché evidentemente trovano temperature affini anche nelle parti più nord del Mediterraneo. Questa è la prima cosa che osserviamo. La seconda è un'intensificazione di invasioni di specie non indigene e quindi arrivano specie che non sono nostre e arrivano proprio sia dall'Atlantico, ma particolarmente dall'apertura di Suez, dalla parte del canale di Suez, e quindi arrivano, sì, quelle che ho detto, specie lessepsiane. Allora, stringendo, cosa possiamo dire? Che abbiamo in atto quella che definite una meridionalizzazione del Mediterraneo, cioè la meridionalizzazione è lo spostamento verso la parte più nord del bacino di specie che hanno affinità con temperature alte. Queste specie che normalmente stavano nella parte più a sud, ora riescono a spostarsi, visto che ovviamente parlo di specie mobili, è un po' più problema per quelle che non si possono muovere, quelle attaccate al fondo, e vi sto parlando principalmente di pesci in questo momento, li ritroviamo nella parte più nord del Mediterraneo. Quindi meridionalizzazione delle nostre acque. Vi faccio un esempio qui, che lo potete verificare anche nei nostri mercati ittici. Quella che vedete, che si chiama sardinella aurita, è una specie di sardina, appunto, che viene da Gibilterra, è una specie atlantica, è una specie che ha una affinità buona con la temperatura più elevata e quindi si muove tranquillamente, sta muovendosi dentro il Mediterraneo, si è già affacciata all'Adriatico e contemporaneamente c'è un'altra specie dell'ambito delle sardine che si chiama spratto, che invece è una specie che ha una maggiore affinità con le basse temperature, che per trovare basse temperature si sta spostando sempre più a nord. Quindi succede, e succede in Adriatico questo, che abbiamo due specie che prima erano ben separate da una diversa affinità termica, che si trovano vicine. L'una perché è un tipico esempio di meridionalizzazione, cioè ama il caldo e lo trova e quindi sale, l'altra che ama il freddo, quella con la freccia rossa, cerca ovviamente temperature inferiori e continua a salire. E quindi che cosa vediamo nel Mediterraneo, come del resto in generale sul pianeta? Che vengono a crearsi delle nuove riaggregazioni di specie che non c'erano prima,
che trovano a condividere areali che non condividevano prima, che trovano magari ovviamente spesso a insistere sulle stesse risorse, innescando nuovi problemi di competizione e, ripeto, come ho detto all'inizio, creando quindi una destabilizzazione di una intera comunità. L'altro fenomeno, ve l'ho detto prima, la tropicalizzazione. Veniamo invasi sempre più in Mediterraneo da specie che sono ovviamente di ambito tropicale, entrano principalmente dal canale di Suez, ve ne ho messe alcune, ma le trovate anche tranquillamente in rete queste cose. In rete fate più fatica magari a trovare invece cose di questo genere, cioè quello che dico, in Mar Mediterraneo stanno accadendo queste cose, beh, è molto interessante andare a vedere se questo ce lo dicono anche i dati delle attività produttive. È così. Qui vi ho portato una serie di dati dal 90 al 2004 di specie pescate nell'ambito dell'attività di pesca professionale nelle zone del basso Tirreno. Come vedete, e qui c'è un errore, vi chiedo scusa, ma pazienza, come vedete, dagli anni 90 la pesca di quelle zone era principalmente composta da specie temperate e un po' di specie ad affinità con calde temperature, le termofile, come si dicono. Guardate che cosa succede, se arriviamo al 2004 sono diminuite fortemente le specie temperate a favore di un incremento forte delle termofile e a favore di un significativo incremento di specie tropicali. Questo registrato dai dati della pesca. Non vi ho portato oggi perché non ci sta, ma lo stesso sta accadendo in Laguna di Venezia. Abbiamo le serie storiche del pescato dal 1945 a oggi ed è molto interessante vedere le variazioni di attività produttive come la pesca, dove noi troviamo specie che non pescavamo prima, ma alcune ve le ho portate però. No, scusate un attimo, volevo fare questo passaggio perché è interessante, interessa molto i bagnanti, molto il turismo, perché ovviamente fra le specie che ci invadono abbiamo anche moltissime forme di invertebrati come le meduse, con due fenomeni, lo stesso che ho detto prima, una tropicalizzazione, molte specie tropicali che ci raggiungono e alcune di queste sono particolarmente fastidiose al contatto, per usare un eufemismo, alcune invece abbiamo esplosioni demografiche di quello che c'è, al punto che vi faccio notare un mio amico e collega dell'Università di Lecce che ho segnato qua sotto e che studia questi animali, ha preso in prestito questa espressione, cioè ci si sta chiedendo se stiamo cambiando da un mare fatto di pesci a un mare fatto di meduse. Shift from fish to jellyfish. Perché questo? Perché da una parte abbiamo il riscaldamento che ci porta a specie nuove, ci porta un'esplosione demografica, dall'altra, lo vedete scritto qui, dall'altro abbiamo sicuramente una pressione fortissima sulla pesca. Raccogliamo, abbiamo bisogno ovviamente di produrre l'attività di pesca, è un'attività produttiva e la pressione di pesca è notevole, abbiamo fatto fuori buona parte di quelli che sono i predatori, abbiamo fatto fuori moltissime specie tipiche del nostro pescato aumentando la pressione di pesca. Questo che cosa significa? Che abbiamo sottratto moltissimi dei predatori di questi deliziosi organismi che sono le meduse, quindi cambiamenti climatici che favoriscono l'invasione, che favoriscono l'esplosione demografica e parallelamente attività produttive come quelle della pesca che sottraggono i loro predatori. Non credo di dover spiegare come a questo punto la destabilizzazione ovviamente di un sistema è sicuramente in atto. Vi ho portato degli esempi del nord Adriatico e ve li ho portati per farveli toccare con mano, nel senso che qui vedete, questi sono giovani dottorandi che lavorano nel nostro gruppo di ricerca, qui a Venezia, al Dipartimento di Scienze Ambientali, nel mio gruppo di lavoro, che per primi, e l'hanno segnalato negli atti del Museo di Storia Naturale, dove normalmente ogni buon naturalista riferisce le cose nuove che trova. Bene, qui abbiamo mandato proprio queste immagini. È un po' pallido, ma le vedete sul sfondo, le lampughe? Fuori dalle bocche di porto, non vi sto parlando di un mare
tropicale, fuori dalle bocche di porto del Lido e di Malamocco. Oppure queste sono fotografate, come avete capito, in loco, in natura. Queste sono invece campioni portati in laboratorio. Vi faccio notare una cosa: il pesce serra sapevamo che era presente, di nuovo vi parlo fuori dalle bocche di porto, ma questo è interessante, questa immagine ve l'ho portata perché questo è un giovanissimo barracuda. Ve l'ho portata perché sappiamo che abbiamo i barracuda, ma soprattutto quello che forse non era ancora così noto, e infatti di nuovo l'abbiamo segnalato, lo vedete sotto, al Museo di Storia Naturale, è un giovane, significa che si riproducono, quindi significa che le condizioni sono tali per cui è possibile la riproduzione, per una specie tipicamente tropicale. Ho ancora qualche minuto? Vado velocissima. Salto questa, volevo... Quindi poi si taglia la discussione? Sì, certo, salto velocissima, anche se magari la riprendiamo se necessario, perché ci tenevo a dirvi una cosa, proprio a conclusione. Cambiamenti climatici, sappiamo, e il collega ci ha mostrato molto bene quali sono le cause che soggiacciono ai cambiamenti climatici. Sappiamo quanta è la responsabilità di una specie che oggi vive sul pianeta, noi. Vi ho portato queste immagini che vi dicono come oggi addirittura noi parliamo che stiamo vivendo un'era geologica che si chiama antropocene. Cioè è la prima volta in qualche modo, credo, che un'era geologica porta il nome di una specie. Antropocene è dedicata a noi e non so quanto possiamo esserne orgogliosi. Oggi si parla che viviamo nell'antropocene, si parla di biomi studiati, di biomi dell'antropocene, ovvero di come oggi affrontare lo studio dei biomi mettendo dentro quelli che sono parametri nuovi, che sono dovuti proprio alla presenza nostra e a quello che è l'impatto nostro sul pianeta. Velocemente vi faccio vedere che ovviamente l'uomo e la nostra specie, andando negli ultimi 10.000 anni, passando dall'Olocene a oggi, ha avuto questo tipo di esplosione demografica. Siamo 7 miliardi sulla Terra e ha avuto due momenti topici, l'agricoltura e lo sviluppo industriale, che hanno operato per creare condizioni come oggi abbiamo. Ma la nostra specie è una specie biologica comunque, per quanto abbia usato la cultura moltissimo, ovviamente per affermarsi sul pianeta, è una specie biologica. Tant'è vero che se leggete questa definizione fatta da un grande sociobiologo che definisce noi, ci definisce mammiferi appartenenti alla classe ponderale dei 50 kg e membri del gruppo dei primati. Questi siamo noi siamo una specie biologica che ha saputo, con la forza della cultura, davvero affermarsi sul pianeta, arrivando ad invaderlo in un modo ecologicamente non sostenibile. Nessuna specie che ha questo tipo di andamento demografico ha delle ragioni ecologiche che possano sostenere il pianeta con tanta gente quanto siamo. Concludo. Perché siamo capaci, essendo tutto sommato una specie culturale, siamo capaci anche, Nature 2009, vi prego di notare il lavoro, di darci dei limiti, perché noi siamo una specie culturale e quindi sappiamo benissimo che cosa accade. Questo lavoro recentissimo è molto facile da figure. In verde vedete quelli che sarebbero i limiti entro i quali stare per poter vivere il nostro pianeta in una condizione sostenibile e accettabile. Per quanto riguarda, per esempio, mi pare siano 9 parametri considerati. Vedete la parte rossa che riguarda la perdita di biodiversità, sfora in maniera davvero preoccupante. Vedete che dal verde escono certamente i valori dei cambiamenti climatici, vedete che dal verde escono altri valori che riguardano i nutrienti e sui quali non mi soffermo. E dicevo, siamo capaci di metterci dei limiti. Tant'è vero che in questo lavoro intelligentemente viene detto che
Se nell'era preindustriale avevamo un valore che riguardava complessivamente la temperatura, indicatori che poi sono principalmente le emissioni, di 290, oggi siamo, scusate, metto qui, a 387, è bene che non superiamo un limite di 3,50, cioè abbiamo capito tutto, abbiamo invaso il pianeta, conosciamo esattamente i problemi, ci diamo dei limiti. Beh, a questo punto credo che ci siano scelte che non sono della scienza, sono della politica, o comunque, e vi lascio riflettere su questa frase di Gould: a scale geologiche il nostro pianeta è in grado di prendersi buona cura di se stesso e può lasciare che il tempo cancelli l'impatto di qualsiasi abuso umano. Grazie.